Luca Parlattini, oggi avete conquistato un'altra vittoria che in classifica vi aiuta davvero tantissimo, oltre che per il morale anche per il punteggio in classifica. Intanto hai volato un bel pallone, ma chi se ne importa? E hai alle spalle un tabellone che segna un 23-25 nel terzo parziale, quindi vuol dire che avete vinto per 3-0, un'altra grande partita da parte vostra. Sì, siamo sulla strada giusta, abbiamo fatto una partita di squadra, un'altra partita di squadra con alcune atlete che si sono sacrificate veramente tanto per essere della gara oggi, visto che abbiamo avuto qualche problemino in settimana a livello fisico, siamo riusciti a giocare una gara bella, intensa e tirata contro una squadra che secondo me ha degli elementi veramente interessanti. Avendo dato pressione partendo dal primo set, siamo riusciti a contenerle e a mettere fuori gara anche qualche loro atleta importante. Il piano degli infortuni era uno dei punti cruciali di questa giornata, perché avevate in seria difficoltà Elena e anche Carlotta, però oggi sono riuscite ad entrare in campo e hanno dato il loro apporto in maniera positiva. Sì, difatti hanno stretto i denti, soprattutto Elena, che è stata stoica, ha fatto poco allenamento questa settimana. Il problema era un problema che poteva essere delicato, ma ha fatto veramente una gran bella partita. Allora, oggi avete passato la prima partita in trasferta, la prossima sarà un'altra partita in trasferta dopo Crema che avete vinto quest'oggi, adesso andrete a affrontare Bedisole sabato prossimo. Cosa ti aspetti dalla prossima partita? Io mi aspetto soprattutto quello che facciamo noi, continuare questo percorso che ci sta portando a trovare una nostra identità di gioco. Le ultime due partite le abbiamo fatte limitando gli errori, aumentando la qualità del servizio, che è un'arma che prima ci si rivoltava contro e adesso sta diventando una freccia al nostro arco importante per tenere lontani dalla rete gli avversari. Quello che interessa a me adesso è crescere partita dopo partita, lo stiamo facendo, stanno venendo anche i risultati poi aiutano ad acquisire ancora più consapevolezza nei propri mezzi. Stiamo lavorando bene in palestra, stiamo lavorando forte, siamo sulla buona strada di un percorso che è ancora comunque lungo, dobbiamo pensare tanto a noi, non troppo agli avversari. Io sono convinto, vedendo anche i tifosi che avevate qui in trasferta, che il vostro gioco, che sta sempre migliorando, lo si nota anche dagli spalti. Perché vedere delle belle partite carica anche chi tifa per la squadra, per cui è l'ottavo uomo, visto che ci sono 7 giocatrici più il libero, ma noi abbiamo una squadra dove tutte possono essere titolari e tutte durante la settimana costruiscono i risultati che poi si fanno il sabato. Perfetto, allora Luca, ti auguro un in bocca al lupo per Bedisole, ci vediamo alla prossima partita. Crepi il lupo e alla prossima.